parliamo del marginamento e sicurezza, quello che compete proprio al Ministero e tra l'altro i cui finanziamenti sono stati trovati col Patto per Venezia. Per cui adesso ho semplicemente detto in Commissione Ambiente, che è una commissione d'inchiesta, ho detto guardate, domani dovrebbe esserci il Ministro, noi diamo la massima collaborazione, diamo qualsiasi tipo di disponibilità proprio perché si arrivi a avere tempi e costi certi, però quei soldi che sono stati firmati dal governo precedente e sono 250 milioni per finire i marginamenti, per chiudere i marginamenti. Questi marginamenti se restano aperti, tutto il lavoro fatto fino adesso è inutile e è inutile che andiamo poi a fare gli ecologisti. Bisogna finire i marginamenti. I soldi erano stati firmati dal governo, ce li devono dare perché quello è un danno ambientale. La commissione d'inchiesta l'ha detto più volte, noi l'abbiamo sottolineato, siamo molto d'accordo e molto anche grati al lavoro della commissione d'inchiesta parlamentare su questo tema, fatto già nella legislatura precedente e mi sembra continuato con successo anche in questa. E la cabina di regia l'abbiamo inventata noi assieme al ministero precedente, è stata un attimino bloccata, non mi chiedete perché, non lo so, ho detto ripartiamo, ci sono dentro tutti, siamo dentro tutti, la presidenza è del Ministero dell'Ambiente, però è la cabina che serve a coordinare i vari processi.